Ciao a tutti e benvenuti alla posta di Skyland. Oggi mi scrive Lara e mi scrive: cara Giulia, ho conosciuto Silvia un anno fa. Prima di lei non avevo mai avuto una relazione con un'altra donna, ma è stato tutto molto naturale e bello. Da un'iniziale frequentazione abbiamo portato la relazione a un altro livello. Pensavo andasse tutto bene, fino a che lei non mi ha proposto di avere un rapporto aperto nel quale possiamo frequentare anche altre donne. Il mio primo pensiero è che abbia già un'altra e che mi abbia tradito. A questo ho reagito malissimo ed ho smesso di parlarle. Non voglio riprendere l'argomento, non voglio che la nostra storia diventi un'altra storia aperta, che sicuramente non funziona, ma mi chiedo se è giusto che io sia così bacchettona. Sto pensando di lasciarla, non capisco cosa sia giusto fare. Magari il mio approccio è sbagliato. Cara Lara, grazie innanzitutto per avermi iscritto. La prima cosa che vorrei chiederti è: perché per te è così importante valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato? In una relazione non esistono categorie come giusto o sbagliato. È molto più comune invece giudicare le cose secondo ciò che mi fa stare bene e ciò che invece non mi fa stare bene. Un'altra cosa che mi pare importante sottolineare è come alla proposta della tua compagna la tua prima reazione sia stata quella di non crederle, di pensare che, in qualche modo, possa aver avuto un'altra relazione o che attualmente ti stia tradendo. Forse c'è un problema sostanziale di fiducia, ovvero l'idea di poter proporre un rapporto aperto ha semplicemente svelato un dubbio che probabilmente era già in essere. In ogni caso, il mio suggerimento è quello di prendere la sgaia, quindi iniziare a comunicare realmente. Chiudere le comunicazioni non è una buona strategia se è utilizzata come evitamento. L'evitamento è una difesa che un po' tutti utilizziamo di fronte a uno stimolo che ci fa stare male o che ci fa paura. Cerchiamo di allontanarlo e di far finta che non esista. Per far funzionare una relazione è fondamentale la comunicazione. Provate a chiedervi realmente perché proprio adesso l'ipotesi di una relazione aperta. Cosa vi aspettate da una relazione, da un rapporto a due? Perché far entrare qualcun altro o perché invece non farlo entrare? La questione non è quella di essere troppo bacchettona o al contrario essere troppo libera, ma è quella di essere in completa armonia con la persona con la quale hai deciso di avere una relazione. Per poterlo fare è fondamentale riuscire ad aprirsi. Grazie ancora per avermi iscritto e vi aspetto tutti alla posta di Skyland.